Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscriviti al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Forza Napoli sempre! Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Parma, il portiere del Napoli Alex Meret ha analizzato in conferenza stampa la prestazione degli azzurri, sottolineando l'atteggiamento positivo della squadra e la determinazione dimostrata nei momenti decisivi. Ho visto un Napoli molto attento in difesa, con grande concentrazione e voglia di aiutarsi a vicenda. Forse potevamo fare qualcosa di più, ma siamo stati anche sfortunati con pali e traverse. Comunque, abbiamo creato delle buone occasioni. Il portiere ha poi parlato degli ultimi istanti della partita, condizionati anche dal risultato di Inter-Lazio in contemporanea. Gli ultimi minuti sono stati un ottovolante. Abbiamo cercato di rimanere concentrati, ma la tensione si sentiva. Ho visto facce tristi quando l'Inter ha segnato il 2-1, poi il pareggio della Lazio ci ha dato nuovo slancio. In quel momento era fondamentale non subire gol, e abbiamo resistito fino alla fine. Meret ha riconosciuto il valore dell'avversario. Il Parma si giocava la salvezza e ha fatto la sua partita, concedendoci poco e chiudendo bene gli spazi. Dobbiamo tenere conto anche di questo tipo di difficoltà. A fine stagione dobbiamo essere lucidi e dare il massimo. Ci serve un ultimo step per chiudere in bellezza e dobbiamo cogliere questa opportunità. Infine, un confronto tra la stagione in corso e lo scudetto vinto nel 2023. Abbiamo vinto lo scudetto con un mese di anticipo, avevamo un vantaggio significativo e più libertà mentale. Era un Napoli diverso. Quest'anno abbiamo incontrato più difficoltà, ma abbiamo dimostrato di saper soffrire. Siamo partiti da lontano e il percorso fatto ci riempie di orgoglio. L'Inter sta facendo un grande campionato, ma noi non molliamo mai. Ora ci aspetta una partita cruciale. Se daremo il 100%, potremo toglierci grandi soddisfazioni. Lascia un mi piace al video così YouTube potrai avvisarti dei prossimi video del canale. Grazie. Continua. Ieri Mina dà il comando alla sua squadra. Il Cagliari ha raggiunto la salvezza matematica, ma a Maradona faranno di tutto per fermare il Napoli. Il difensore del Cagliari, autore del primo gol rossoblù nel successo per 3-0 sul Venezia, ha rilasciato dichiarazioni a DAZN confermando tutto. Sono molto contento di questa vittoria e molto orgoglioso dei miei compagni. È un traguardo importante, soprattutto per i nostri tifosi, che ci sostengono sempre. Adesso andiamo a Napoli per giocare con determinazione. Voglio dedicare il mio obiettivo anche a mia figlia e alla mia famiglia, che mi sono sempre vicine e mi sostengono in ogni momento. Il rapporto con loro è fondamentale per me, mi danno forza e serenità dentro e fuori dal campo. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi che il Napoli batterà Cagliari? O no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!